Eccoci, buon pomeriggio. Oggi tante belle notizie. Sì. Eccoci qua, ho bisogno di un po' di tradizione adesso dopo tutte queste follie, chiamiamole così, e lo facciamo mandando un grande abbraccio, un grande augurio a una persona, un grande artista che oggi compie 83 anni ed è Fred Bongusto. Grandissimo Fred Bongusto. E qui in studio, per onorarlo, per omaggiarlo, c'è il suo Aicalo, il suo figlioccio. Con lui ha suonato concerti, canzoni insieme, Diego Moreno. Che omaggia così Fred Bongusto. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandare giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit. Guardava solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shooby-Doo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Allora, pazzie che non faremo più, ricordi che notti di follie a Detroit. Spaghetti, pollo, salatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandare giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi in Detroit. Everybody say it. Che non faremo più. Remember che notti di follie a Detroit. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandare giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi in Detroit. Oh, oh Lola, Lola in Detroit. In Detroit. In Detroit, yeah. Diego Moreno, bravissimo. Grazie. Resti con noi. Rimango qui. Perché raccontiamo il grande Fred Bongusto, ripeto, oggi 83 anni, e gli altri grandi crooner italiani, con Alessandro D'Alessandro. Yes, grazie. Dimmi un po' questo aspetto qui, no, di Fred, questo un po' più personale, più intimo. Direi che io poi ho avuto il privilegio di frequentarlo per oltre 16 anni, di più, 18 anni. Ci siamo incontrati grazie alla RAI. Forse a Via Teulada, non mi ricordo se a Saxa Rubra abbiamo fatto sicuramente la prima televisione, poi in Argentina abbiamo girato il mondo anche con Fred, Argentina, Uruguay, Brasile, e in Argentina a vedere nel Teatro Coliseo de Buenos Aires oltre 1200 persone. Sto parlando che lui era ultra settantenne già, e sembrava che uscisse Ricky Martin, ma non sto esagerando, no? Davvero, perché quello che ha esportato Fred è un tipo di melodia italiana, e non scopro niente, però è stato uno dei primi a esportarla in un modo sano, perché la hit per esempio di Fred Bongusto in Sud America non è La rotonda sul mare, bellissima, è una canzone che ha scritto insieme ad Alberto Tessa, grande amico, autore immenso, che si chiama Che bella idea, ed è davvero la hit per la quale noi argentini andavamo matti.
quando incontro Fred tra i corridoi qua di 19 anni fa, dice tu sei argentino e mi fa però che bella idea, e io ero così emozionato perché non sapevo il viso di chi la cantava, ma conoscevo alla perfezione la canzone. Abbiamo fatto questo, era incredibile. Poi lui è una persona speciale, come ha detto Mini, non se ne fanno più di Fred Bunker.